Scatman's World. Veneziano, siamo su PES 2013, sorteggio di UEFA Champions League, la prima Champions del Comendone, vediamo. Allora, Bayern Monaco, Siviglia e Sporting Lisbona. Mamma mia, che girone. Girone veramente impegnativo, ragazzi, vabbè. Oh, tanto dalla panchina, perché? Oh, Itaka, Saranieri, ogni tanto il tacca con questi vaneggi qua. Falcao e Campos, cioè ha messo in campo Campos, mai visto l'altro anno. Boh, questi sono i vaneggi del buon ragazzi. Entro all'80°, incredibile, una vergogna, stiamo prendendo 3-1 ragazzi. Ma partita orribile, Ranieri ha sbagliato tutto all'80°, ragazzi, all'80°. Io non ho parole. Ormai che schifo, ora Claudio Ranieri veramente un deficiente. Brutta sconfitta anche contro lo Stade Reims, mamma mia. Il comandone è molto incazzato, si vede. Dai ragazzi, almeno un altro gol. Poi che 3-1, mamma mia. Attenzione, va lo Stade Reims, prova a metterla in mezzo. Dai, prendi quella cazzo di palla, stronzone. Bravo portiere, bravo Roma. Peio. Butta via. Bravo. Il comandone ragazzi, 10 minuti. Montano per Alessandrini. Mamma mia, che 3-1 per il Monaco, è segnato il solito Radamel Falcao. Bella, una bella partita questa. Dai, vaffanculo. Male ragazzi, molto male. Iniziano 5, che bello. Il Paris ha vinto, il Marsiglia ha perso. Ok, vabbè, siamo a 3 punti, siamo ancora all'inizio però. Adesso c'è, vabbè, amichevole, poi il Bordeaux e poi il Bayern. Beh ragazzi, siamo contro il Bordeaux, contro i Girondini. Siamo al stadio Luid. Brutta sconfitta con il Stade Reims, dobbiamo assolutamente portare a casa la vittoria. Dai ragazzi. Quarta giornata di campionato. Il comandone subito cappellone, comendoso. Maurizietto. Per Plasil, a Maurizietto. Tremolenas. Ok, va il comandone. E vede il Falco subito, lancia il Falco. Lancia Radamel. Vai Radamel. Falcao. 1-0. Bravo Ranieri che non mi ha messo in campo prima, bravo Ranieri, complimenti Claudio, sei proprio una pippa. Che deficiente. Assist strepitoso del comandone veneziano. Falcao ragazzi, mamma mia, Falcao c'è il pallone d'oro. Radamel può vincere il pallone d'oro a mio parere, solo che Messi è buggato, deve vincere sempre Messi, vaffanculo. Sertic. Vai ragazzi, subito al secondo, andiamo a chiuderla. Bravissimo ancora per Radamel, mettimela in mezzo, il comandone. No. La butta fuori il comandone, peccato. Che errore di testa ancora però. Attenzione mamma. Madonna Falcao, come sta giocando Radamel. Ragazzi. Con Radamel così possiamo vincere anche la Champions. Grandissimo Monaco. Fallo. André Poco.
Attenzione Obraniak per Modeste o Modeste o quel cazzo che volete. No, 1-1. Grandissimo portiere. Quanto me lo godo il mio portiere. Maurizietto. Per Modeste. E qua invece il portiere si è lasciato sorprendere così. 1-1. Pazzesco. Pareggio dei girondini. Mamma mia che campionato. Tanti gol fatti e subiti finora. Rispetto all'anno scorso che erano solo subiti praticamente. Dai fioi, dai. Voglio subito il 2-1. Oh, fallo disgraziato. Maurizietto per Obraniak per Modeste o Modeste. Peccato. Pleno. Maurice Belay. Attenzione a Maurizietto. Attenzione Modeste di testa. Portiere. Vai ragazzi, vai che andiamo per il 2-1. 2-1. Sì, cazzo. Grandissimo gol del Monaco. James Bond Rodriguez. Grandissimo Monaco. Plasil. André Poco. Plasil. Lembrich. Modeste. Attenzione, bravi ragazzi. Butta. Dai, che devo scegliere anch'io, voglio diventare capocannoniere della Liga, cazzo, ma no, madonna che pipposo. Grande vittoria 2-1, ma espulsione comendiana vergognosa, Dio santo. Veneziano 5, oddio. Mi ha dato l'assist almeno, speriamo assist 1. Ah, che pirlone che sono. Il PSG ha perso ancora, attenzione, l'OM ha perso bene. Oh, tutti a 9 punti ragazzi, molto bene. Però un'espulsione scandalosamente scandalosa. E adesso siamo contro il Bayern Monaco, prima partita di UEFA Champions League. Eccola qua ragazzi, la UEFA Champions League. Indici titolare, molto bene. Siamo Veneziano e Turco, Falcao fuori. Siamo contro il Bayern Monaco, prima partita del Comendone in UEFA Champions League. Mamma mia che tensione, stadio Luid. Il Monaco torna nel calcio che conta ragazzi, Vai ragazzi. UEFA Champions League, Bayern Monaco. Il derby delle squadre di Monaco. Vai. Che cazzo di pallone è? Un pallone nuovo della Champions. Bravissimo. Dai, come andare subito, voglio fare il primo gol in Champions subito. Mamma mia, miracolo di Neuer. Pippo Lam. Francone Ribéry. Francone. Occhio a Francone. Occhio a Francone. Francone, numeraccio di Francone per Marietto Götze. Bravi. Dai, dobbiamo cominciare bene questa Champions in casa contro il Bayern Monaco. RJ Robben, Gomez, c'è l'Eurogol di Mario Gomez. Stacco imperioso di Gomez, 1-0 dopo 4 minuti. Che bello. Un inizio di Champions meraviglioso. Dio mio. Ragazzi, contro il Bayern è un po' dura, Poi siamo in Champions League, qua no, in Europa League. Rivière la butta in mezzo, calcio d'angolo, inizio difficile per gli uomini di Claudione Ranieri, mentre Guardiola si sta spippando dalla felicità. Ribéry, Marietto Gomez, attenzione Mario Gomez vuole subito il 2-0, Gomez, 2-0. Mamma mia come è partito il Bayern Monaco. Il Monaco non ha capito ancora un cazzo, E due maroni. Inizio veramente difficile per i francesi,
però superare Boateng, che è il numero del Comendone. Cosa ha parato Neuer? Cosa ha parato Neuer? Mamma mia. Stacco. Madò. Dai, come contro il Chelsea. Da 2-0, 3-2. Non è sempre domenica. Sei contro il Barcellona, scusate. Dai, il Comendone c'è però adesso. Bravo. Ah, peccato. Credo che Gomez, ragazzi. Ribery, Franco per Ribery, per Marietto Gozze, fuori gioco, dimmi di sì, invece no. Marietto Gozze. Mamma mia che Bayern. Ribery. Tripletta di Mario Gomez. Mamma mia. Monaco veramente umiliato in 15 minuti, 3. Ribery si invola, Ribery per Gozze. Gomez. Cos'è rigore? No, calcio di rigore per il Bayern. Gomez per la quadripletta. Gol. Dai, almeno un golletto del Monaco, cazzo, bravo Comendone, involati da solo. Ah, vaffanculo, finita. Ragazzi, 2 partite, una fuori per squalifica e una in tribuna, ragazzi. Punizione di Claudione. Una sconfitta e una vittoria comunque. La sconfitta contro l'Evian, pazzesco in casa, e poi vittoria contro il Nantes per 2-0. Mi aspettavo un inizio un attimino più devastante, soprattutto perché il prossimo anno, ragazzi, sinceramente l'idea di andare in Bundesliga, Premier o Liga non mi gasa tanto. Cioè, ha fatto Verona primo anno, il Monaco secondo, perché volevo portare una squadra, insomma, che non aveva vinto praticamente un cazzo a vincere qualcosa, poi vorrei andare al Milan, quindi il prossimo anno il mio obiettivo è l'AC Milan di Milano. Beh, qua siamo, madonna che campionato sto anno, bellissimo. Classifica gol, Falcao 4, Ibra 3, va bene, dai. Assist. Un cazzo, adesso c'è la Champions League, niente, vabbè. Purtroppo Ranieri ha deciso così, speriamo di giocare almeno in Champions perché sennò mi girano veramente i maroni. Oh, sono convocato anche in nazionale, bene, contro gli Stati Uniti. Ok, barra della panchina. 80, questa è una buona cosa. Finalmente. Contro lo Sporting. Ragazzi, entra il Comendone, perdiamo 1-0, se perdiamo anche questa la Champions è quasi andata, Ranieri ce l'ha con me, al 60esimo metti in campo sto frocio. Dai Comendone, staccala. Attenzione, Rui Patricio para. Dobbiamo almeno pareggiarla questa, perché sennò la vedo molto molto brutta. Tanto il Bayern deve assolutamente battere l'altra squadra, che adesso non mi ricordo perché sono un incoglionito, il Siviglia. Però abbiamo veramente un girone difficilissimo, sfortunatissimi. Gol per venire nel Milan, visto che il Milan poi quest'anno in questi anni non può spendere tanto, il Comendone non vuole tanti soldi. Vediamo, ragazzi. Però se giochiamo così, 90esimo, all'ultimo respiro, ragazzi, all'ultimo respiro. Bello questo, finalmente un passaggio decente. Niente, ho tentato l'azione personale, è andata male. No, parata del portiere, non ci credo. Che occasione. Finita, va. Titolari, Monaco, Lorient. Comenda, svegliati. Vai. Comunque Prandelli mi ha convocato per un'amichevole, mi convoca per le amichevoli ma no per le gare di qualificazione, quindi va bene, già qualcosa, però è chiaro che gioco così. Facciamo un inizio di stagione di merda. Champions League siamo quasi fuori. Bravo Comendone, dai, con la grinta, dai che siamo continuavo con Radamel. Niente da fare. Sembra Monaco un po' appagato dai successi, Attenzione. Robert. Situa. Contador. Che non è Contador del ciclismo, mamma mia. Male.
Ragazzi, 0-0, il Comodoro è un pirla perché non ha registrato niente, non ci voglio credere. Fatalità comunque 0-0, partita del Cazzus, non sono molto soddisfatto sinceramente, non ho neanche cliccato F9, ma perché devo fare queste stronzate, Dio santo. Marsiglia ha perso ancora, ragazzi. Come siamo messi? Sesto posto, 2 punti dall'Evian, primo. Anche il pari e il Lione, ok. Ok, se c'è il Guiamp e dopo la nazionale, ok. Però sto giocando male, vero che sono migliore in campo, ma sinceramente 11 titolare, ok. Molto bene, involiamoci. Vai Riviere, senza Falcao le dura però. Vai Comendone, finta, doppia finta. E silenzio, che gol, il Comendone è tornato. Sì, cazzo. Pam! Grandissimo gol, proprio gol di classe pura. Hop. Proprio gol d'antologia. Grande veneziano. E si gode. Bella. Vai Comendone di rapina. Non ci credo. Vai, 21esimo. Di testa, che gol! E 2-0, doppietta. Inchinatevi il Comendone. Sì. E 2-0, e silenzio. 2-0 è a casa. E porca mignotta. Doppiettone veneziano. Ok. Dai, buttala su, ma non fa ste robe, madonna. Bella, questa è una bella azione. Perfetto per Rivière. E c'è il gol. Grandissimi. Cosa ha fatto qua il Comendone, ragazzi? Ma che assist ha fatto, ragazzi? Guarda la perla. Guarda che perla. Tac. 3-0. Il Comendone c'è, ragazzi. Adesso il Comendone c'è. Tanto Falcao in panca. 3-0, meritatissimo. Matisse. Bella. Rivière non perde la grazia. Che bella. Che incornata, tripletta comendiana. Mamma mia che comenda, mamma mia che roba. 4-0, 3 gol del Comenda. Tanto che arrivare in nazionale con 3 gol è fondamentale, grandi. Dai il poker, vai fatto un poker. Comunque la terza tripletta, mi pare seconda o terza tripletta. Vai il poker. Vai, passala. Vai Comendone, peccato. Calcio da Madonna, certo che questa squadra qua non è proprio il massimo della forza, Vai di testa. Vai per il poker, se lo possiamo ancora fare, forse no. Grandissimo 4-0. 3 gol e un assist, quindi insomma il Comendone c'è. Comendone c'è leggermente. 8 ragazzi, 8 in pagella. Eccolo qua, un assist e 3 gol. Marsiglia ha vinto, il PSG ha vinto, Lione ha vinto. Ok, siamo al terzo posto con 16 punti. No, già un bellissimo veneziano, la prima punta, ragazzi. Siamo alla prima punta della squadra. Ok, adesso c'è. Dai ragazzi. Passala. Vai Marietto, mettimela in mezzo. E c'è il gol. Secondo gol in seconda partita nazionale. Mamma mia, nazionale fa strage. Grandissimo Comendone. Grandissimo. Mamma mia, guardalo. Hanno un'intesa indescrivibile. Bradley. Ocho.
Occhio, non ci credo. Il primo tiro gol, ma dai. Che beffa scandalosa. Beffa scandalosa questa, eh? Poi il Comendone tira fuori ma guarda, stiamo pareggiando sta partita, incredibile. Incredibile. Bravissimi. Dai Marietto, bravo. Passa, passa. E la dà il Balo, che altruista il Comendone, 2-1. Primo assist del Comendone nazionale. E Balo c'è. Anche l'assist del Comendone, gol e assist. Ragazzi, un Comendone indescrivibile in nazionale. Bravo Apec. Solito comendiano. Grandissimo 2-1. Molto molto bene. 7,5 per Veneziano. Gol e assist. Gol e assist. E si gode. Buono. Siamo prima punta, Balotelli, Rossi e poi Veneziano. Adesso c'è l'Olympique Lyonnais in Ligue 1, partita importante per lo scudetto. Ok, un titolare. Buono ragazzi. Siamo 80 in votazione generale. Falcao Veneziano finalmente. E un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.